Siamo con mister Chinnici del San Giorgio Piana, vittoria rotonda, netta, meritata, che fa bene anche alla classifica. Sì, vittoria netta, sono contento della prestazione dei ragazzi perché hanno veramente dato tutto, e... però abbiamo ancora un rammarico per la domenica precedente perché non possiamo lasciare questi punti per strada e quindi ancora ci dobbiamo leccare le ferite. No? Questa vittoria fa bene, però ci dobbiamo dare una regolata perché quei punti poi pesano alla fine. Quindi dobbiamo dare ancora di più, dobbiamo dare tanto. E i ragazzi lo sanno, infatti sono entrato nello spogliatoio e gliel'ho detto, sì, godetevi la vittoria, però dobbiamo essere ancora più concentrati e cazzuti in tutte le partite, non soltanto oggi. E quindi da già la testa è alla prossima partita perché abbiamo uno degli avversari più forti di questo campionato e cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi e vediamo poi domenica cosa nasce. I gol che sono arrivati questo pomeriggio è stato uno sfortunato per l'autogol di Visconti, forse è l'unica, oltre ovviamente all'infortunio di Miliziano, anzi poi ti chiederò come sta, Un, l'unica pecca della un partita. infortunio che comunque già abbiamo precauzionalmente l'abbiamo fatto uscire, ma l'errore non è l'autorete, ma non c'è una marcatura su un uomo libero e prendere gol su palla inattiva mi dà troppo fastidio perché ci lavoriamo tantissimo e quindi non puoi concedere questo gol che abbiamo preso sempre su palla inattiva e quindi sono tanto arrabbiato per questo perché sì, va bene, ok, hai fatto 6 gol e hai vinto, però in altre partite prendi un gol del genere come domenica scorsa a Sciacca, pur meritando tanto, abbiamo perso la partita. Quindi per questo non sono soddisfatto oggi. Dobbiamo lavorare di più, dobbiamo dare di più e dobbiamo alzare l'asticella perché è un campionato dove ci vogliamo divertire e quando non lo facciamo è perché pecchiamo di gioventù, che io ho una squadra molto giovane. 2001, 2002, 2003, 2007, oggi ce n'erano 6 in campo fra 2006 e 2007 e quindi sono giocatori importanti. Eh, Però non possiamo prendere questi gol. L'unico rammarico di oggi è questo, che non mi fa godere la vittoria perché abbiamo preso 2 gol che non si devono prendere assolutamente. L'hai detto prima, la testa è già alla prossima partita contro il Gela, una partita molto complicata, come la preparerai? Ma queste sono le partite che da un punto di vista motivazionale non c'è bisogno di preparare nulla perché si preparano da sole. Conosciamo benissimo l'avversario, sappiamo i loro pregi ma anche i loro difetti, sono pochissimi perché è una corazzata. La prepareremo nel migliore dei modi cercando di andare a dare fastidio, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che sta lottando per la vittoria del campionato.